La nazionale Under 17 di Enrico Sbardella si è radunata all'Hotel Antares di Villafranca Veronese per una doppia amichevole con le pari età dell'Olanda, in preparazione al girone di qualificazione per la fase finale dell'Europeo di categoria. Nel primo match, disputato allo stadio Renzo Tizian di San Bonifacio, le azzurrine si sono imposte per 2-1 al termine di una gara equilibrata. Olandesi per prime in vantaggio con Bex al 34esimo. La gioia delle orange dura pochissimo poiché l'Italia riagguanta subito il pareggio con Luisa Pugnani. La rete del definitivo 2-1 giunge in chiusura di secondo tempo grazie alla bella conclusione da fuori della torinista Giorgia Tudisco, giovanissima subentrata nella ripresa, chiamata a far parte della nazionale Under 17 direttamente dalla neonata rappresentativa Under 16. Il secondo match tra le giovani di Italia e Olanda si è disputato al Comunale di Villafranca 2 giorni più tardi, al cospetto di oltre 300 spettatori, in una mattinata caratterizzata da un'incessante pioggia mista a neve. Gli olandesi appaiono maggiormente a proprio agio sul terreno pesante e mettono a segno il gol partita con Delleman al 12esimo della ripresa. Inutili i tentativi per raddrizzare il risultato da parte delle azzurrine nella finale di gara. Mister, doppio confronto con quest'Olanda, una vittoria e una sconfitta, parecchie indicazioni utili. Molte indicazioni utili e sicuramente sono quelle partite che al nostro calcio femminile fanno bene, sono partite internazionali di alto livello, malgrado oggi la pioggia e la neve ci abbiano penalizzato nel nostro gioco, e sicuramente è un gioco più tecnico rispetto a quello fisico delle squadre nordiche, però comunque sono dei test importanti. Magari oggi era più giusto il pareggio, anche la scorsa partita dove abbiamo vinto magari un risultato di pareggio era giusto per tutte e due le compagini, però insomma sono partite che ci fanno capire molto a molte cose. In prospettiva abbiamo visto le più giovani magari che promettono molto bene, magari forse manca qualche giocatrice di personalità in questa nidiata.
Beh, le 95 sono sicuramente... io sostengo che il calcio giovanile è come il buon vino, ci sono le annate giuste e le annate quelle meno buone. E le 95 sono sicuramente un'annata positiva, non che le 94 non lo siano, però sicuramente abbiamo qualità maggiore nelle 95 e lo hanno anche dimostrato. Oggi abbiamo terminato la partita almeno con 7-8 elementi del 95 in campo. Tra poco un altro confronto importante in Francia e poi questo girone di qualificazione, insomma, sicuramente duro. Un girone di qualificazione duro, sfrutteremo le 2 partite del prossimo mese, tra 20 giorni le 2 partite in Francia per cercare di avere chiarezza sulla rosa da portare agli europei, visto che abbiamo ancora 2 o 3 dubbi sulle 18 da far venire in Repubblica Ceca. Queste partite servono anche a questo e sarà un girone dove... Non penso comunque che Repubblica Ceca e Belgio mette paura alla Spagna, campione d'Europa in carica, ma le altre 2 penso che siano al pari nostri come lo è l'Olanda.